Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Migranti sarebbero morti di fame e di sete, 2 bimbi e un uomo trovati alla deriva su un barcone. Intanto continua il flusso di sbarchi a Lampedusa. Non incidente ma suicidio, avrebbe appiccato volontariamente il fuoco la donna morta carbonizzata in un distributore di benzina nell'Agrigentino. Oggi i funerali. Marco Pirozzo, fratello di una delle vittime della strage di Monreale, scrive a Mattarella e Meloni: nessuna vicinanza parte dello Stato. Catania, arrestati 2 giovani scippatori seriali, agivano a bordo di uno scooter provocando lesioni alle vittime trascinate a volte per terra. Rissa a colpi di sedie nel centro storico di Catania, un video virale documenta la furia dei giovani della Movida. Tutti in pista per la Corri Catania, tra i partecipanti anche tante mamme nel giorno della loro festa. Calcio, il Catania perde con il Pescara 1-0, segna Merola a pochi minuti dal 90°. Per accedere al prossimo turno gli etnei dovranno andare a vincere in Abruzzo con 2 reti di scarto. Dopo il pareggio del Francoscoglio, il Messino dovrà vincere sabato prossimo a Foggia per centrare la salvezza. Bentrovati, apriamo con la tragedia, l'ennesima tragedia in mare di alcuni migranti. 2 bimbi di soli 2 anni e un uomo sono morti di stenti su uno dei tanti barconi arrivati a Lampedusa. C'è anche un disperso, ma sentiamo Eva Spampinato. Una notte di sbarchi e dolore a Lampedusa. Sono arrivati in 57 a bordo della nave ONG Nadir, ma con loro anche 3 cadaveri, un uomo e 2 bambini di appena 2 anni. Sarebbero morti di stenti dopo giorni di deriva in mare. Il gommone era partito da Zawiya, in Libia, mercoledì notte, a bordo superstiti originari di Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Niger, Togo. Poco dopo l'arrivo, 6 migranti, tra cui 2 bambini, sono stati evacuati d'urgenza dalla Guardia Costiera per gravi ustioni e disidratazione. Ora sono in cura al poliambulatorio dell'isola. Le salme, invece, sono state trasferite al cimitero di Calapisana. A raccontare la tragedia sono stati i superstiti. Uno di loro, ustionato, si sarebbe tuffato in mare in cerca di sollievo, ma non è più riuscito a risalire a bordo, è scomparso tra le onde. Si cerca ancora il suo corpo. Il Mediterraneo si trasforma di nuovo in teatro di tragedie, dove la morte, troppo spesso, arriva prima della salvezza. Nella stessa notte, altri 3 barconi con 236 migranti a bordo sono stati soccorsi da Guardia Costiera e Frontex, tra loro molte donne e minori provenienti da Afghanistan, Eritrea, Sudan, Egitto. Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove ora ci sono 470 persone. E poco prima dell'alba sono arrivati a Lampedusa altri 191 migranti. E cambiamo argomento, non è stato un incidente ma un suicidio. Avrebbe appiccato volontariamente il fuoco la donna morta carbonizzata in un distributore di benzina nell'Agrigentino. Davide Sardo. Assume un contorno ancora più tragico la morte di Valeria Di Gloria, la donna di 41 anni di Favara, madre di 4 figli e da poco nonna, deceduta carbonizzata in una stazione di servizio tra Favara e Agrigento in contrada San Benedetto. Se in un primo momento si era ipotizzato un incidente, gli elementi emersi dalle indagini cambiano radicalmente il quadro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore Lukoil e da quei filmati, secondo fonti investigative, si evincerebbe chiaramente che si è trattato di un gesto volontario. La donna si ferma accanto alla colonnina, scende dall'auto, prende la pistola del carburante e cosparge l'abitacolo con la benzina, nonostante la sua Fiat Punto fosse alimentata a diesel. Poi l'incendio e la violenta deflagrazione che non le ha lasciato scampo. A riconoscere l'auto e la sagoma tra le fiamme è stato il padre, dopo aver visionato proprio quel tragico video. Il primo ad accorgersi dell'accaduto è stato un vigile del fuoco libero dal servizio che ha tentato inutilmente di prestare soccorso. La comunità è sotto shock. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha raggiunto il luogo della tragedia per portare conforto ai familiari. Valeria Di Gloria era molto conosciuta. Le sue fragilità, aggravate da una condizione di depressione, potrebbero averla spinta a un gesto estremo proprio nel giorno della festa della mamma. Una tragedia che ora la procura dovrà ricostruire fino in fondo per dare risposta ad una famiglia devastata dal dolore e ad una città ancora incredula. Marco Pirozzo, fratello di una delle vittime della strage di Monreale, ha scritto al Capo dello Stato e anche alla Premier Meloni: assenza della vicinanza delle autorità dello Stato. Ha scritto così. Giusy Lazzaro.
Il dolore non trova pace per i familiari dei 3 giovani uccisi nella sparatoria di Monreale del 27 aprile. Con una lettera, Marco Pirozzo, fratello di una delle 3 vittime, si rivolge al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da siciliano, da uomo delle istituzioni, da fratello, so che lei conosce bene il dolore di una perdita brutale e ingiusta. Le chiedo di farsi portavoce del nostro appello, di aiutare a trovare soluzioni concrete per onorare tutte le vittime di queste violenze insensate. Il suo appello anche alla Premier Giorgia Meloni. Oltre al dolore, sento con un'amarezza profonda, dice Pirozzo, l'assenza di vicinanza da parte delle massime autorità dello Stato. Nessuna parola, nessun gesto, nessuna attenzione da chi dovrebbe rappresentare e tutelare ogni cittadino. Nella sparatoria di Monreale sono morti Massimo Pirozzo, 26 anni, Andrea Miceli, anche lui 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni. 2 i fermati accusati di strage, Salvatore Calvaruso, 18 anni, e Samuele Acquisto, di 19, entrambi del quartiere Zen di Palermo. Ancora nella lettera si legge: il vuoto lasciato da mio fratello è devastante per me, per la mia famiglia, per la sua ragazza, che lo ha tenuto fra le braccia negli ultimi momenti di vita. È un dolore che non si colma, una ferita che non si rimargina. Rivolgendosi a Mattarella e Meloni, Marco Pirozzo aggiunge: vi chiedo, a nome della mia famiglia, delle famiglie delle altre vittime, di intervenire con urgenza. Il mondo è cambiato e lo Stato deve adeguarsi con risposte forti, decise e concrete. 2 giovani scippatori seriali di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia a Catania per più furti commessi con strappo e per lesioni personali aggravate. Secondo l'accusa, utilizzando uno scooter, dopo aver individuato persone con borse o oggetti di valore in mano, approfittando di un momento di distrazione delle vittime, le scippavano, talvolta trascinandole per terra e cagionando in alcuni casi lesioni. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico nei confronti del 24enne e la misura cautelare in carcere nei confronti del 20enne. Catania violenta. In pochi giorni sono stati 2 gli episodi di estrema violenza. Una rissa tra giovanissimi nel cuore della movida è finita a colpi di sedie in testa e una lite a colpi di coltello invece tra 2 africani a San Berillo. Eva Spampinato. Anche Catania diventa ancora una volta teatro di violenza. Sembra un copione che si ripete e il rischio poteva essere che il copione, fatto di giovani, movida notturna e risse a colpi di sedie, diventasse un'altra Monreale. Qui siamo in via Garibaldi, cuore della movida catanese. Una serata come un'altra, tra un cocktail e una chiacchierata. Poi l'improvviso precipitare degli eventi. Una lite, la rissa degenera. Volano sedie, la gente urla, il panico esplode. Il video, diventato virale, mostra la furia incontrollata di giovani che trasformano la strada in un ring, per fortuna rimasto vuoto e senza nessuno sconfitto in terra. I bulli fuggono all'arrivo della polizia, lasciando dietro di sé solo caos e paura. Le indagini sono in corso, la Digos sta visionando i filmati per identificare i responsabili. Solo poche ore dopo, un'altra scena di violenza, questa volta a San Berillo. Una lite tra 2 uomini di origine africana finisce nel sangue. Un 18enne colpisce al polso un uomo di 33 anni con un coltello e un passante a evitare il peggio, bloccando l'aggressore, chiamando i soccorsi e rincorrendolo. Il ferito è in ospedale, il 18enne arrestato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca. 2 episodi in poche ore, 2 segnali preoccupanti. Non è solo cronaca, è il sintomo di una città, di una intera società che sembra scivolare verso una pericolosa deriva violenta, con dinamiche sociali sempre più fragili che la alimentano. E sulla violenza sempre più diffusa tra i giovani, le parole della Presidente della Corte di Cassazione Cassano. Sentiamola con il servizio di Francesco Aloi. Ragazze minorenni che picchiano coetanee, ma i giovani arrivano anche ad uccidere. Le vie della movida diventano sempre più pericolose e gli ultimi casi di cronaca in Sicilia lo dimostrano. Per la Presidente della Corte di Cassazione è importante prevenire. Per prevenire occorre l'impegno innanzitutto della famiglia, che è il primo luogo in cui la persona
si forma e riceve un'educazione. Occorre il ruolo altrettanto fondamentale della scuola, complementare a quello della famiglia e non in contrapposizione. Scuola e famiglia quindi devono andare a braccetto. I giovani però spesso preferiscono prendere come modello gli influencer, ma quelli del crimine. Personaggi che inneggiano al malaffare e dei social fanno il loro terreno di conquista. Se purtroppo succedono aspetti e fenomeni patologici, ci sarà il processo. Per la Presidente, lo Stato, prima che sulla repressione, deve puntare sull'educazione. L'intervento giudiziario non può mai tradursi in una forma sostitutiva delle azioni preventive o non può mai trasformarsi in una vendetta. Qualunque sia il tipo di reato commesso, la risposta deve essere giusta, equilibrata e proporzionata. Ma attenzione anche alle serie TV, quelle incentrate sulla violenza, scene che spesso vengono emulate dai minori. È stato estradato in Italia dall'Albania uno degli arrestati all'estero nell'ambito dell'operazione El Rais condotta dalla Polizia di Stato di Siracusa e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'attività rappresenta un seguito della vasta operazione conclusa lo scorso 8 aprile con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 persone di nazionalità egiziana, ritenute appartenenti ad una organizzazione specializzata nel traffico di migranti sulla rotta del Mediterraneo orientale, che avrebbe favorito l'ingresso clandestino in Italia di almeno 3.000 persone a partire dal 2021 per un giro d'affari di almeno 30 milioni di dollari. Adesso vediamo com'è andata la domenica a Catania, una domenica all'aria aperta, festa della mamma per molti catanesi. È stato un giorno dedicato alla loro festa, ma tutti in pista anche per la Corri Catania e altri invece al Lungomare Fest. Il servizio di Orazio Longo. Una città in movimento per una domenica di primavera che è anche giorno di festa della mamma. E così, tra i tanti che hanno deciso di scendere per le strade del centro, vestiti con la tradizionale maglietta bianca con l'omino e il simbolo della 17ª edizione della Corri Catania, la corsa camminata aperta a tutti, ci sono anche loro, le mamme. Quest'anno si corre per il progetto Auto della Donazione, che si concretizzerà in un'auto medica attrezzata per il trasporto di sangue destinata alla Croce Rossa. Al via anche alunni e alunne delle scuole insieme alle loro famiglie. È bellissima, la faccio ogni anno da 5 anni. Sì, noi da 10 anni che la facciamo. Bellissima. Siamo stanchissimi. Da Piazza Università il percorso si snoda per 5 chilometri attraverso via Etnea, via Sant'Euplio, via Santa Maddalena per arrivare a Piazza Dante, Piazza San Francesco e Piazza Federico di Svevia e concludersi in Piazza Duomo. Tanti catanesi ma anche turisti amanti delle camminate ad approfittare dell'evento per ammirare gli scorci suggestivi del centro storico. Sul lungomare invece nuovo appuntamento con il Fest tra mercatini, sport, cultura e solidarietà, con l'autobook in Piazza del Tricolore per gli appassionati della lettura, ma anche l'autoemoteca dell'Associazione San Marco per effettuare screening clinici e donare il sangue. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Canicattì è avvenuta la traslazione del corpo del beato Rosario Livatino nella chiesa di Santa Chiara. Il corpo è stato trovato incorrotto. Ma sentiamo Davide Sardo. La città si ferma, la fede e la legalità camminano insieme. A Canicattì migliaia di persone hanno reso omaggio al beato Rosario Angelo Livatino in occasione della traslazione del suo corpo dalla cappella di famiglia al nuovo mausoleo nella chiesa di Santa Chiara. Una cerimonia solenne e carica di significato accompagnata da un corteo religioso lungo via Giudice Livatino tra ali di folla e massime misure di sicurezza. Livatino è il simbolo di una giustizia vissuta con coerenza evangelica, ha detto l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Per quanto riguarda la mentalità mafiosa, penso che debba essere tutta la società civile a fare la sua parte, in modo chiaro, senza ambiguità. E anche qui la figura del beato Rosario è una figura chiara, senza compromessi, libera. A sorprendere la rivelazione dei sacerdoti che hanno seguito la ricognizione. Il corpo è stato trovato intatto e incorrotto.
Una maschera in silicone è stata realizzata per permetterne la venerazione pubblica, riproducendo fedelmente i tratti del giovane magistrato. Al termine della celebrazione l'urna è stata esposta sul sagrato, poi ricollocata all'interno del mausoleo, che resterà aperto alla preghiera fino al 18 maggio. A Marsala il raduno dei bersaglieri che ieri hanno celebrato anche lo sbarco dei 1000. Laura Spanò. Il loro spirito, simboleggiato dalla corsa e dalle piume nere, rimane un emblema di coraggio, velocità e dedizione. In 25.000 oggi hanno invaso pacificamente la città di Marsala per il 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri. La grande sfilata delle fanfare da piazza Francesco Pizzo, al ritmo inconfondibile delle trombe piumate, il corteo ha attraversato le vie del centro cittadino. Così Marsala celebra i bersaglieri d'Italia e lo fa in una calda giornata di maggio e tra due ali di folla che assiepano il centro cittadino. Ad aprire la sfilata i bersaglieri del Friuli, che raccolgono il testimone per il 73esimo raduno. Si nasce bersagliere, si corre fino alla morte da bersagliere. Da dove venite? Noi veniamo dal Friuli e saremo quello che l'anno prossimo organizzeranno questo bel raduno. È una gioia immensa, noi lo facciamo tutti gli anni col cuore, con l'anima bersaglieresca che abbiamo dentro da quando abbiamo fatto il servizio militare. Bellissima vedere tutte queste teste piumate, poi quando ci sono è bello, è veramente bello e fa piacere accompagnare i mariti a questi raduni. Ma li accompagnate anche correndo? Anche, sì, se c'è da correre corriamo anche noi. Marsala vive una giornata dal fortissimo valore simbolico. Si celebrano anche i 165 anni dallo sbarco di Giuseppe Garibaldi, che proprio qui mosse il primo passo verso l'unità d'Italia. Due storie intrecciate, quella risorgimentale e quella bersaglieresca, che si fondono in un'unica narrazione di coraggio e memoria collettiva. A Messina un approfondimento sulla libertà di stampa ha evidenziato come l'utilizzo di social media e intelligenza artificiale rischia di rendere la realtà non più reale, non più percepita. L'allarme arriva dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi. Sentiamo. L'indice 2025 di Reporter Senza Frontiere, diffuso nei giorni scorsi in occasione della Giornata Internazionale della Libertà di Informazione, fa scendere l'Italia dal 46esimo al 49esimo posto, con un risultato ritenuto il peggiore tra i paesi occidentali. Le cause di una limitata libertà di stampa sono legate alle pressioni criminali, ma anche a leggi bavaglio e a quelle azioni legali che tendono a bloccare la partecipazione pubblica, chiamate SDLAP. Di libertà di informazione si è parlato nell'aula magna dell'Università di Messina, ponendo l'accento soprattutto sul ruolo dei social media, di chi crea una realtà non reale ma riesce a farla percepire come tale, grazie all'assenza di quella intermediazione dei mass media professionali, nello specifico delle redazioni giornalistiche, che rappresentavano una garanzia per i cittadini. C'è una realtà costruita che si teme possa diventarla ancora di più attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo già, sempre attraverso i social, abbiamo avuto modo di constatare che in questo momento in tanti costruiscono le loro verità. L'augurio è che si riesca a trovare, ma certamente ai massimi livelli, delle soluzioni che possano porre fine o comunque dare un contrasto importante a questo fenomeno. L'esempio portato è quello che sta accadendo in particolare negli Stati Uniti, dove accanto ad una manipolazione dell'informazione si sta affermando una manipolazione della percezione del mondo, e poi ci sono le leggi bavaglio che mettono a serio rischio la possibilità di informare. Ci sono tanti colleghi con la schiena dritta che continuano la loro missione, perché ormai è diventata una missione quella di informare, spesso peraltro con pagamenti irrisori. Ci sono dei colleghi che continuano ad andare avanti per la loro strada. Mi auguro che non debbano pagarne le conseguenze. Brevissima pausa e poi il calcio. Parleremo del Catania ma anche del Messina. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania perde con il Pescara 1-0, segna Merola a pochi minuti dal 90esimo. Per accedere al prossimo turno gli etnei dovranno adesso andare a vincere in Abruzzo con 2 reti di scarto. Marco Carli. Vince il Pescara all'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, decide Merola nel finale. Adesso all'Adriatico mercoledì il Catania sarà costretto a vincere con 2 gol di scarto per passare.
L'atmosfera al Massimino è di quelle da grande evento, i giocatori la respirano fin da quando sono ancora in pullman e vengono accolti prima di arrivare allo stadio dai tifosi. Toscano comincia con la stessa formazione di partenza di domenica nel vittorioso match, terminato 1-0 col Potenza. Il Catania parte forte, conquista un angolo e poi va al tiro di poco alto con Stoppa. Nel finale di tempo gli etnei costruiscono una serie di occasioni, recuperano palla con Jimenez che entra in area e lascia partire un sinistro angolato che finisce di poco fuori. Poi è Stoppa ad andare alla conclusione, parata da Plizzari. Il Catania continua a spingere, ci prova anche di tacchio, di testa su cross di Inglese, ma il pallone si perde sul fondo. Nella ripresa Toscano inserisce dal Monte Sturaro la prima vera occasione per il Catania su punizione di Stoppa. Inglese da posizione favorevole decide di colpire al volo di sinistro invece che di testa e manda alto, ma il Pescara alza il baricentro rispetto al primo tempo. Dal piede di Stoppa i rossazzurri costruiscono un'altra palla gol importante. Sul cross dell'attaccante etneo una deviazione favorisce Di Tacchio che al volo impegna Plizzari. Toscano si gioca tutto, entrano anche De Paoli per Stoppa e soprattutto Montalto per Celli. Poco dopo l'ingresso di quest'ultimo il Pescara va in vantaggio. Merola, servito sul filo del fuorigioco, sorprende Anastasio, si presenta davanti a Dini e lo scavalca con un pallonetto beffardo. Allo stadio Adriatico, senza Ierardi e Sturaro squalificati, servirà l'impresa. E dopo il pareggio del Francoscoglio il Messina dovrà vincere sabato prossimo a Foggia per centrare la salvezza. Sergio Colosi. Si complica il cammino salvezza del Messina dopo lo 0-0 nella gara d'andata. Sabato prossimo il ritorno allo Zaccheria e i giallorossi non hanno alternative al successo per rimanere in terza serie. Il pareggio del Francoscoglio ha riproposto limiti offensivi del passato, soprattutto a difesa avversaria schierata. Il Messina ha costruito una punizione di Tordini nel primo tempo e 2 occasioni nella ripresa con un colpo di testa di Dell'Aquila e un diagonale fuori misura di Luciani. L'attaccante è stato l'esempio dell'involuzione della squadra insieme al capitano Petrucci e ad altri calciatori che non sono riusciti a trascinare i compagni. Il Foggia, ricostruito nel morale e tatticamente da Gentile, dopo 6 sconfitte e un pareggio nel finale della regular season, ha svolto con diligenza il proprio compitino, rischiando pochissimo e sfiorando il vantaggio con Sarr, che da pochi passi ha colpito Krapicas. Nulla di trascendentale, ma che è bastato per lasciare la Sicilia da imbattuto. Per Foggia Gatto dovrà inventarsi nuove soluzioni offensive, come l'inserimento di Dell'Aquila dall'inizio, per provare a vincere senza attendere ad oltranza come all'andata, perché non ci sarà un domani. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.